Villa Fourmilière è sita a Morsano al Tagliamento. Mi permetto di dire dove si trova perché ormai è un rudere ben noto in Friuli, a cui il tempo, il fuoco, l'incuria e i vandali hanno già fatto tutti i danni possibili. E un edificio doveva essere uno splendore nei suoi tempi migliori. Sembra che il suo nome derivi dall'allevamento di bestiame da latte e la conseguente lavorazione in formaggi. È una proprietà antica, già nota ai tempi di Napoleone Bonaparte. Al tempo era chiamata il Casal. Ne ho sentito parlare la prima volta da una mia ex collega, ma ho lasciato perdere questo sito a favore di altri perché già un altro gruppo di ricerca paranormale ne stava facendo una serie di video. Ormai sono passati anni dalle loro prime pubblicazioni, così ho deciso di farvi una visita a mia volta. La leggenda di questa villa è ben conosciuta nel circondario. Di fatto, gli abitanti del luogo ne parlano volentieri e appunto la mia ex collega sarebbe stata contenta di indicarmi la sua posizione, ovviamente mettendo bene in chiaro che non voleva venire con me per paura del luogo. La sua storia l'ho trovata sul web, per cui, non conoscendo chi l'ha scritta, non so quanto di testimonianze reali ci siano in questi racconti. Essendo comunque l'unica fonte da me reperita, queste due versioni della leggenda vi presenterò. Appena potrò cercherò in loco testimonianze degli abitanti del luogo, a partire dalla mia conoscenza, anche perché nel web è facile trovare persone che per far sensazioni e follower esagerano racconti e non voglio pensare né dire che altro. Si racconta che la sua storia sia macabra. In essa si trovano atti violenti, incidenti, pazzia e dolore, oltre ad episodi legati a esperienze paranormali delle persone che abitano in zona e che hanno vissuto avvicinandosi o addentrandosi in questa proprietà. Dal web ho letto addirittura che chi vi entra rischia di non uscirvi più. Personalmente ci sono già stata 2 volte e per vostra sfortuna ne sono uscita viva e vegeta e nella prima visita non ho avvertito nessuna presenza. Dal web ho letto che le vicende che l'ha resa tristemente nota risalgono agli anni 50, quando una famiglia composta da 4 persone, padre, madre e 2 figli, un maschio e una femmina, dopo anni di tranquillità iniziarono a sentire forti rumori provenienti dalla parte alta dell'edificio, rumori che impedivano alla famiglia di dormire. Fu chiamato il prete della chiesa di San Paolo di Morsano, al Tagliamento, che consigliò loro di spostare una statua che si trovava in quella specie di torre al centro dell'edificio. La statua del Cristo fu spostata dalla torre al centro del giardino e questo cambiamento sembrò funzionare in quanto i rumori cessarono. Però poco tempo dopo il marito uccise la moglie, in seguenza ferì gravemente il figlio e poi si sfogò sulla bambina, che venne uccisa nel giardino. Tornando sui suoi passi, rientrò e prese il piccolo ferito. Invece che finirlo o curarlo, lo murò in una stanza della casa. Dopodiché uscì e si impiccò su uno dei ganci per le carni. La seconda versione della leggenda è meno cruenta. Essa racconta di una famiglia che si trasferì in altra abitazione lasciando la villa a causa di infiltrazioni d'acqua. La vittima è solo la figlia, che morì per una caduta accidentale nel giardino, e la famosa statua sarebbe stata messa nel giardino dopo la sua morte. Il mistero in questo caso riguarda la sua sepoltura. Alcuni dicono che è sepolta nel giardino, altri nella casa, in quanto ci sarebbe una stanza al primo piano con la porta murata. Come ho accennato, si vedono le tracce di fuoco al primo piano della casa, ma su questo evento non ho trovato racconti, per cui non so se ha fatto vittime o solo danni, se è stato accidentale o doloso. Personalmente non ho visto la statua del Cristo in giardino. Dicono che si trovi ancora nel giardino, ma è sommersa dalla vegetazione che ha invaso il giardino e parte della casa. Come ogni leggenda, ci sarà anche una parte di verità.
Io non posso saperlo, per cui decidete voi cosa pensare di tutto ciò che vi ho raccontato. Da parte mia vi porto solo i risultati della mia ricerca, qualsiasi essi siano. Ho scritto questo testo senza ancora esaminare il video. Buona Sono nel visione. campo per arrivare a Villa Fourmalière. Ci sono venuta di giorno, così la trovo sicura e andiamo a vedere cosa si trova. Questo credo sia il muro di cinta. Adesso ho trovato un buco. Credo che questo sia il muro che recintava la villa. Questo è il rovetto che sto attraversando per andare verso la villa. Questo è il famoso muro di cinta e proseguiamo. Mamma mia. Queste sono le stalle. Questi sono gli incivili. Mi auguro di entrare nella casa
se riesco a entrare con lo zaino. Ho qualche problema. Prendiamo la pila. C'è un lavandino. Non riesco a capire. No, non c'è per il rubinetto, non c'è niente. Non ci sono tubi. Comunque ci sono delle piastrelle, come forse era una cucina. Però non è collegata alla casa. Vediamo più avanti se c'è un'altra entrata. Fino adesso non abbiamo trovato altre porte. Per dove passo qua adesso? Andiamo qua. Qui c'è un fiumiciattolo. Adesso prendiamo questa strada lungo il muro dove avevamo scoperto prima, ma in realtà ci siamo fermate pensando che si entrasse dall'altra parte. Dall'altra parte siamo andati nelle stalle. Sono andato. Seguo il muro. Cos'è, un gufo? Che bestia è? Troppe spine. Io la chiamerei la casa delle spine. Potrebbero dargli una ripulita. Tanto la gente ci passa lo stesso. Ok, questa è l'altra entrata, che non so che cos'è, adesso vediamo. I numeri, pensavo fosse passato qualcuno dietro di me, in realtà no. Almeno non credo. Dovrebbe essere l'ingresso principale.
Adesso provo a fare una sessione di Ecovox. Messo il telefono in modalità aerea, come si può vedere, se si riesce a vedere, non so, si fa fatica, comunque si vede sopra in alto a destra vicino alla batteria l'aeroplanino e cominciamo la sessione. C'è qualcuno qui? Mi dite i vostri nomi? Appoggio un attimo l'Ecovox sul muro. Eccolo lì. Mi dite i vostri nomi? Mi dite la storia di questa bellissima villa? Io non la conosco, o la conosco pochissimo, non mi sono informata più di tanto. Cosa è successo qui? Se siete qua, potete toccare questo strumento che ho appena appoggiato sul muretto, quello nero con la lucetta verde a sinistra, per farvi vedere che ci siete. Un attimo che metto il piedistallo, così esco un attimo e vi lascio parlare in pace.